Ormai la situazione è talmente esasperata in termini di mancanza di personale e di problemi organizzativi che in forma insomma, di protesta naturalmente i lavoratori non faranno più orario aggiuntivo né tantomeno la libera professione. La situazione della carenza di personale nelle sale operatorie del Cafoncello di Treviso non è più sostenibile. È quanto si legge in un comunicato unitario dei sindacati che al termine dell'ultima assemblea con i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. È chiaro che dobbiamo mettere nelle condizioni questi lavoratori di fare il loro orario giornaliero e di non sforare continuamente come sta succedendo, sia nell'orario per mantenere le sedute operatorie e dare risposte naturalmente ai cittadini, che con il numero esagerato di pronte disponibilità. È da tempo, continuano i sindacati, che denunciamo la carenza di personale nelle sale operatorie, che sono uno dei punti di eccellenza del nostro sistema sanitario. Mancano circa 40 tra infermieri e operatori. Questo nelle sale operatorie. Questo solo per le sale operatorie. Alla luce di questo arrivano le richieste all'ULSS. Chiediamo una risposta immediata in termini di assunzione di personale e riorganizzazione delle sale. Pronta la replica dell'azienda sanitaria per voce del direttore generale Francesco Benazzi. Queste grandi mancanze, queste grandi carenze noi non le vediamo assolutamente, tant'è che rispetto al passato abbiamo anche assunto più persone, quindi automaticamente quando mancano le persone noi le sostituiamo. La carenza, continua Benazzi, c'è tra gli operatori sociosanitari, qui mancano nello specifico 6 figure, ma l'azienda Zero ha già fatto in tal senso un concorso. Noi abbiamo già mandato via 100 telegrammi per assumere gli OSS anche per la sala operatoria.